impercettibilmente, senza far rumore, quando ancora non sapevo nulla della tua esistenza, tu, così minuscolo, stavi già cominciando la tua frenetica corsa verso questa vita. Di secondo in secondo, attraverso una riproduzione eroicamente incessante, prendevi forma. Dov'eri? Qual era la tua casa? Quale spazio sconfinato hai attraversato per raggiungermi? Ti ho forse sottratto al bene assoluto per portarti da me, su questa terra dolorosa e magnifica, piena di rovi e petali di rose profumati, di delusioni inevitabili e aspettative premiate, di viaggi e di soste, di vita e di morte? Stavi chiamando a gran voce? Reclamavi il tuo posto tra noi? O piuttosto ho solamente dato ascolto al mio ancestrale, egoistico bisogno di sopravvivere attraverso te? Buonasera a tutti. Allora, questa sera presentiamo il libro di Maria Letizia Avato, che è qui accanto a me, dal titolo Sulle montagne russe. In questo libro l'autrice descrive, come si è potuto forse intuire dalle parole appunto che ha letto prima lei, descrive il rapporto madre-figlio. È un rapporto difficile, ma al tempo stesso molto gratificante, e si parte addirittura dalla nascita, anzi dal concepimento, tanto che il primo racconto, la prima parte, diciamo, il primo brano, si chiama Accogliere in sé. E si arriva fino alla ricerca di una complicità quando il figlio è adolescente. Qui abbiamo un ragazzo, mi pare, di 12 anni, quindi un adolescente che può capire bene che cosa vuol dire questo difficile momento sia per il ragazzo che lo vive e sia per il genitore che si trova di fronte ad una realtà in certi casi difficile, che non è più la sua realtà, perché il mondo cambia, si evolve, quindi l'adolescenza che si è vissuta nei propri tempi è diversa da quella del proprio figlio. Volevo chiedere a Letizia quanto c'è di autobiografico in questo libro. Un libro nel quale penso che ogni madre può ritrovare un po' di sé, è un libro che è utile anche per i genitori, proprio per i padri, quindi per l'aspetto, per l'altra parte del cielo, proprio per capire questo mondo, questo diverso mondo da sé, il mondo del figlio e anche il mondo della moglie madre. Allora, il libro, mi verrebbe di dare una risposta un po' brutale, che purtroppo è autobiografico. Io non ho mai amato molto le autobiografie e tutte le volte che ho scritto ho sempre lavorato solo di fantasia. Certo, si attinge a se stessi quando si scrive, è inevitabile, fa parte del nostro mondo, no? Però non ho mai raccontato le mie storie. Accingendomi a trattare questo argomento mi sono trovata dentro la mia vicenda genitoriale di madre, e inevitabilmente ho parlato della mia storia. Il libro è finito, l'ho completato 2 anni fa circa, forse anche qualcosa di più, forse 3, perché aveva 16 Giulio, oggi ne ha 19, e da quel momento è rimasto chiuso dentro il cassetto libro perché ero molto incerta sul fatto di dargli luce, di portarlo, insomma, di pubblicarlo, proprio per questo aspetto grafico, personale. Allora, poi quando ho deciso in effetti di scriverlo, ho cominciato a sfrondarlo, a tagliarlo, a ridurlo al minimo indispensabile, cercando di lasciare soprattutto una cosa, che non fosse principalmente la vicenda personale, ma lo spunto di riflessione per chiunque lo leggesse, perché sicuramente non tutti noi, non tutti voi siete genitori, alcuni non lo sono, sicuramente siamo tutti figli.